Bentrovati amici, 31 anni fa, il 15 settembre, Don Pino Puglisi veniva ucciso dalla mafia, ma le sue idee continuano a camminare sulle gambe di tantissime persone che non solo non hanno dimenticato la sua testimonianza, ma che continuano a vivere i suoi valori. Don Pino diceva: se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto, ed è di questo che vogliamo parlare. Avremo tantissimi ospiti, comincio dall'ospite in studio, Giuseppe Sant'Elena, dell'oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla Catania. Quindi c'è questa staffetta tra Palermo, Catania, Biancavilla, tutti nel segno e nell'esempio di Don Pino Puglisi. Giuseppe, l'importanza di un oratorio. Sappiamo quanto il nostro arcivescovo, l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ci tenga tantissimo, che è un luogo di aggregazione per i più giovani, ma anche per le famiglie. Sì, il nostro arcivescovo, proprio all'indomani del suo arrivo a Catania, a Palazzo degli Elefanti, ha mandato un monito e un invito a tutta la diocesi, quello di un oratorio per ogni parrocchia, perché chiaramente si intuisce e capiamo benissimo l'importanza, non solo cristiana, che è primaria chiaramente per un oratorio, ma anche sociale, un ruolo sociale importantissimo che ha oggi l'oratorio. Io lo definisco vitale per una comunità cittadina, quella di un oratorio, perché oggi, dopo la scuola, incarna veramente quel luogo di formazione umana, chiaramente anche cristiana, per i ragazzi. In tanti territori, come quello dove lavoro Don Pino Puglisi, ma credo che in ogni città ci sia un territorio e delle problematiche comuni su cui bisogna lavorare e bisogna impegnarsi tutti. Sì, nel frattempo possiamo vedere anche qualche immagine del vostro oratorio, ma do subito il benvenuto anche agli altri ospiti. Vi dicevo, oggi tantissimi ospiti, tra i più graditi ovviamente c'è Maurizio Artale, che è il presidente del centro Padre Nostro di Palermo, il centro che Don Pino Puglisi ha fondato, ha creato tantissimi anni fa, prima ovviamente che venisse ucciso, e che grazie ai ragazzi, alle famiglie che continuano ad avere questo impegno, il centro Padre Nostro non ha mai chiuso, ha continuato sul solco, sulle orme di Don Pino Puglisi. Per quanto riguarda la cronaca, i nostri telegiornali purtroppo a volte ci siamo dovuti occupare in maniera negativa di questo centro, perché ha subito a volte degli atti vandalici. Ciò nonostante il centro continua con tanta forza, tanta energia la sua attività. Quest'anno 31 anni dalla morte di Don Pino Puglisi e lo ricorderete con tantissime iniziative. Prego Maurizio. Buongiorno, grazie dell'attenzione che ci prestate sempre per le nostre attività, e anche quando purtroppo ci sono appunto questi atti vandalici che accennavi. Sì, il calendario è zeppo come tutti gli anni. Già sono 31 anni dal barbaro assassino per mano mafioso del beato Giuseppe Puglisi, e come sempre lo ricorderemo con azioni concrete e inaugurando dei nuovi servizi per le fasce sociali deboli non solo del quartiere di Brancaccio, ma per tutta la città di Palermo. Maurizio, intanto la regia ci sta proponendo invece un musical che è dedicato a Don Pino Puglisi, e questo grazie a padre Giuseppe Calderone, parroco di San Giovanni Bosco di Palermo, al quale do il benvenuto, e a Giovanni Salamone, che fa parte della milizia dell'Immacolata di Catania, che porta avanti questo musical dedicato a Don Pino Puglisi. Ecco, stiamo vedendo le immagini, un musical che gira tantissimo. Giovanni, la vostra testimonianza si esprime così? Ciao Adelaide, buongiorno a tutti. Sì, la nostra testimonianza, ecco, diventa artistica. Attraverso la chiave del musical, di musica e parole, rendiamo omaggio alla vita di un beato dei nostri giorni, un martire, un educatore per eccellenza che tanto insegna ancora oggi. I ragazzi del mio gruppo lo fanno con tanto veramente impegno, e non potevamo immaginare
che dal 2021, quando per la prima volta, dopo aver parlato con padre Giuseppe Calderone, che ringrazio pubblicamente per la fiducia che ci ha concesso nel realizzare questo spettacolo, non potevamo immaginare che ancora oggi questo musical sia richiesto sia per la potenza emotiva, oltre che per la storia, ma perché per chi lo guarda, e queste sono sempre le risonanze che a fine spettacolo ci arrivano, arriva tutta la voglia di questi ragazzi di rivalsa, di rivincita. Dobbiamo di dire ricordare che il vostro gruppo della Milizia dell'Immacolata è a Catania, un quartiere San Giorgio considerato uno dei quartieri un po' più difficili, perché non perché ci siano quartieri facili, ma perché sappiamo bene i mali della nostra società. A volte in alcuni quartieri come dire, si avvertono di più, sono più forti. Ma Giovanni, vorrei dare la parola subito a padre Calderone, che è uno degli autori del musical e che è parroco di San Giovanni Bosco a Palermo, questa chiesa del quartiere dove è cresciuto Don Pino Puglisi e che ha, come dire, dove si è formato Don Pino Puglisi. Sì, salve e grazie davvero dell'attenzione. E per il dono della provvidenza sono parroco in questa parrocchia nella quale è cresciuto da ragazzino il piccolo Giuseppe Puglisi. È stato seduto sulle panche di questa chiesa, qui ha fatto il ministrante, l'azione cattolica, ha ricevuto la confermazione e da questa parrocchia è stato accompagnato in seminario. Qui ha celebrato la sua prima messa da sacerdote e il legame del territorio, delle famiglie, anche con lui e con la sua famiglia è ancora fortissimo. È il luogo del sì di padre Puglisi, dove nell'ascolto della parola ha capito che cosa doveva essere la sua vita, un dono per gli altri, e ancora la sua testimonianza è vivente, è viva. Attraverso la presenza, i ricordi, siamo proprio a 2 passi anche dal luogo del martirio, dalla parrocchia di San Giovanni, di San Gaetano, dove è stato parroco nell'ultimo periodo, dal centro Padre Nostro, e qui ancora è vivo lo spirito di padre Puglisi in tutti coloro che lo accolgono e che lo conoscono e lo amano attraverso anche tanti strumenti, tra quali anche il musical che così bene Giovanni e i ragazzi della milizia, ma anche tante altre realtà in giro per l'Italia stanno realizzando nelle loro realtà. E torno da Maurizio Artale. Maurizio, Don Pino Puglisi diceva non si definiva un prete antimafia, lui era semplicemente un testimone del Vangelo, un sacerdote che faceva il sacerdote e quindi portava, come dire, i valori, quelli cristiani, la legalità, la solidarietà, l'amicizia, l'affetto, l'amore per gli altri. Maurizio, voi avete un programma ricchissimo di tanti appuntamenti, vogliamo citarne alcuni? Voi siete molto impegnati proprio a 360 gradi, veramente, perché siete, come dire, per certi versi i custodi degli insegnamenti di Don Pino Puglisi. Avete anche, come dire, questa grande responsabilità a portare avanti il centro che ha fondato Don Pino Puglisi. Sì, come si dice, diciamo, in gergo, il gioco è pesante ma è soave. Noi manifestiamo un attaccamento al territorio, che è quello che ci ha insegnato padre Pino Puglisi. Ecco perché ogni anno cerchiamo di realizzare qualche cosa che concretizzi quella presenza di cui parlava appunto Don Giuseppe. È un quartiere molto difficile, oggi non è più il quartiere, ecco, che ha conosciuto padre Pino Puglisi, fortunatamente. Tutto questo grazie al suo sacrificio, perché tutte le attività che il centro svolge durante l'anno e la proiezione che ha avuto il suo intervento è stata sempre mirata a che cosa? A quello che Puglisi ci ha indicato. Lui ha rilasciato un'intervista, forse è l'unica intervista che ha fatto padre Puglisi a una televisione privata da un amico suo, Loverso, dove lui racconta la Brancaccio che lui ha conosciuto. E racconta anche però quello che lui voleva che diventasse Brancaccio. Quanto è vero che i suoi collaboratori, quando lui ritorna da quell'intervista, gli dicono: padre, ma tutte queste cose non le hai viste? Cioè, ma tutte queste cose che hai raccontato, ecco, ma dove le hai viste? Ecco, quello è stato il primo segno, secondo me, che ha in qualche modo
chi per l'occhio attento doveva far capire che Puglisi era veramente un profeta dei nostri tempi. E allora lui ha narrato che a Brancaccio ci voleva una scuola, un asilo nido, un centro polivalente sportivo, un polambulatorio, un luogo dove le mamme si potessero accogliere, gli anziani. Ecco, fortunatamente in questi 31 anni tutto questo è stato realizzato. Una, per esempio, dei servizi che inaugureremo quest'anno proprio nel cuore di Brancaccio è proprio il polambulatorio di prossimità. Ecco, vuole essere che cosa? Una vicinanza per tutti quei problemi di salute e della persona che purtroppo ancora oggi attanagliano chi vive a Brancaccio e non ha la possibilità di potersi curare. E allora grazie a Villa Maria Leonora e al suo proprietario, quindi che è Ettore Sanzavini, che ha voluto fare un intervento abbastanza importante. Noi avevamo in affitto un bene confiscato alla mafia e allora lui, quando è venuto a Brancaccio a conoscere il centro, e io gli ho raccontato di questo sogno che Puglisi aveva di creare un luogo dove si potessero avvicinare le persone per almeno fare un'analisi della propria salute. Lui ha notato che c'erano i bambini che avevano problemi di dentizione, soffrivano di gastrite, erano sempre magri. Allora lui ha capito che bisognava in qualche modo essere vicini a questo. E poi circa 7 anni fa purtroppo è morta una ragazza a 17 anni a Brancaccio perché non ha assunto un antibiotico per un ascesso alla bocca. Allora questo ci ha spinto ancora di più. E come sempre la provvidenza ci manda a Brancaccio, ma fa conoscere l'opera del Beato Puglisi tanta gente di buona volontà. Ed è così che lui ha ristrutturato in buona parte i locali confiscati alla mafia e noi ora stiamo realizzando questo poliambulatorio di prossimità. Lì dentro ci saranno 5 ambulatori, ecco, che si prenderanno cura quasi nella totalità, perché avremo un laboratorio di cardiologia, di ginecologia, urologia, dermatologia, oftalmica e se ci riusciamo faremo anche quello appunto odontoiatrico. Bene. Quindi sarà una giornata importante per Brancaccio perché continua a testimoniare quella che è l'opera di Puglisi. Ecco, e l'opera di Puglisi è questa, avere uno sguardo attento su quelli che possono essere i bisogni delle persone, cioè alla fine si accorgeva appunto che occorreva un asilo nido, che c'erano dei bisogni da dover soddisfare, ma quando certo, la burocrazia non vi viene incontro, cioè tanta la volontà, l'impegno dei volontari, anche dei sacerdoti in certi quartieri, la Chiesa, e con rammarico a volte dobbiamo dire che la burocrazia non sempre è dalla vostra parte e questo chiaramente dispiace. Sì, la burocrazia purtroppo è nata come strumento che serviva a creare dei percorsi amministrativi che in qualche modo tutelassero le risorse pubbliche. È andata a finire che è diventato però una trappola senza uscita. Ecco, io devo dire che comunque la politica è stata sempre vicina al centro Padre Nostro. Che cosa gli si rimprovera? Gli si rimprovera soltanto che non è una presenza costante. Ecco, però anche la politica ha bisogno di chi in qualche modo li stimoli, ecco, a fare la loro parte. Poi gli si diceva se ognuno fa qualche cosa. Quindi io penso che questo ruolo che il centro si è ritagliato in tutti questi anni, che era quello proprio di essere testimone e custode delle attività che le amministrazioni pubbliche devono svolgere nei territori in tutte le periferie. Grazie. In particolar modo appunto a Brancaccio. Un'altra opera per esempio che sorgerà è proprio per dare ancora di più, come dire, visibilità e dare una cornice adeguata al luogo del martirio, che appunto fa parte della parrocchia di San Giuseppe Calderone. Tutto quello che è stato realizzato in quella piazzetta l'abbiamo fatta noi come centro commerciale, ma da artigiani, ecco, a poco, prima la statua, poi una fontana, poi una panchina. Quest'anno abbiamo aderito a un progetto che la Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso la struttura di missione, ha messo a disposizione dei fondi per delle opere da intitolare al Beato Puglisi. Allora il centro ha partecipato e inizieremo quello che è appunto questo processo di riqualificazione di quella piazza. Quindi daremo finalmente un'omogeneità a tutti gli interventi urbanistici e di riqualificazione che in questi 30 anni sono stati fatti. Grazie Voi dovete Maurizio. pensare che lì in quella piazza fino a 8 anni fa ci posteggiavano le macchine,
Certo, Anticamente sì. dove venivano ammazzati i martiri ereggevano le chiese, le cattedrali, e da noi c'era un posteggio di macchine. Ecco, questo. Però in tutti questi anni siamo riusciti, anche grazie alla pubblica amministrazione, a farlo diventare un luogo di culto dove i pellegrini, chi crede, anche dei laici, possono andare lì a rincontrare Padre Pino Puglisi a casa Grazie sua. Maurizio, dobbiamo fermarci per uno stacco pubblicitario. Torniamo a parlare di Don Pino Puglisi e delle opere che vengono fatte proprio sulla scia e sull'esempio di Don Pino Puglisi fra pochissimo. Volevo ricordare anche il nostro numero di telefono per una considerazione, una riflessione di quanti ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento, è il 342 7455 005, con un messaggio. Se volete potete anche voi partecipare alla nostra trasmissione. A fra pochissimo. Ed eccoci tornati in studio, stiamo parlando di Don Pino Puglisi. 31 anni fa veniva ucciso dalla mafia, ma le sue idee, la sua testimonianza, la sua vita continua con le persone che portano avanti i suoi ideali, i suoi valori. Don Pino diceva: se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto, e molto fanno gli ospiti che abbiamo invitato nella nostra trasmissione. A Brancaccio abbiamo sentito Maurizio Artale del Centro Padre Nostro, che aveva proprio fondato Don Pino Puglisi e che ancora vive come centro di aggregazione. Abbiamo sentito tutta la loro esperienza e quanto hanno fatto e continuano a fare in quel territorio. Ma da Palermo andiamo a Catania e anche a Biancavilla, dove c'è un oratorio che si intitola proprio a Don Pino Puglisi. Abbiamo in rappresentanza Giuseppe Santella di questo oratorio, ma abbiamo anche un nutrito gruppo di ragazzi che fanno parte dell'oratorio. Grazie per essere qui, vi siete collegati, siete in tanti. Allora, voi avete vissuto la vita dell'oratorio, però adesso fate gli educatori, quindi quello che avete ricevuto cercate di darlo agli altri? Sì, allora parlo io perché sono uno dei pochi in questo gruppo che ha vissuto tutte le varie età che ci sono in oratorio. Sono passato dall'essere un bambino qualunque a poi magari essere un bambino un po' più, diciamo, tra virgolette, protagonista, e per passare poi a tutte le categorie di animatori che ci sono presenti in oratorio. Che cosa ti ha dato l'oratorio? Come, scusi? Cosa ti ha dato l'oratorio? Qual è stata la tua esperienza, tanto da volerla trasferire adesso ad altri ragazzi? Sì, allora l'oratorio ti fonda in tutto e per tutto. Ci sono cose che vengono sottovalutate, aspetti che una persona da fuori non considera e non immagina all'interno dell'oratorio, ma trattiamo tantissimi temi, soprattutto quelli sociali. Infatti ci occupiamo molto di educare e di educare i ragazzi, i bambini, e questo mi ha condotto a continuare questa Molti di voi siete all'università, quindi è lodevole il fatto che dedicate del tempo, oltre che allo studio, anche agli altri, ai coetanei o addirittura a bambini anche più piccoli. Sì, diciamo che per noi è naturale, cioè non ci pensiamo più di tanto, non pensiamo devo andare all'oratorio, ma in realtà per noi è una cosa naturale, cioè andare all'oratorio a parte significa per noi, a parte metterci in gioco sotto tanti punti di vista, ma poi è anche una valvola di sfogo, perché dopo tante ore di studio, dopo le lezioni magari fuori dal nostro paese, andare all'oratorio e ritrovare tanti bambini pieni di gioia per noi è il massimo, è una cosa inspiegabile. Come diceva Salvo, chi è fuori non lo può capire, fino a quando una persona non prova appunto in prima persona quello che noi abbiamo dentro l'oratorio, non può comprendere appunto cosa bisogna fare allora, quale messaggio possiamo lanciare ai genitori che magari vogliono far avvicinare i propri ragazzi, i propri bambini all'oratorio? Ecco, deve partire anche dai genitori, no? Cercare un oratorio, farlo frequentare ai propri bambini. Molti genitori sono, come dire, molto impegnati nel cercare di fare sport, altre attività ai ragazzini. In realtà in un oratorio, Giuseppe, si trova un po' di tutto, anche l'attività motoria. Certo, l'oratorio ti forma
dico sempre io, a 360 gradi, ma realmente a 360 Cioè, gradi. si gioca a calcio, si gioca a pallacanestro. Certo, si gioca a calcio, a pallacanestro. Senza spendere soldi oltretutto. Assolutamente, assolutamente, ma si studia anche, no? Si studia, ma una cosa che è importantissima e che non è assolutamente da sottovalutare, in oratorio si sta insieme, tutti insieme, senza distinzioni tante volte di età, di ceto sociale, quello che magari tante volte non troviamo nelle piccole nicchie di amicizie personali. In oratorio si sta tutti insieme e si conosce la vita, si conosce davvero il mondo, veramente, perché non scegli tu la persona con cui stare, ma la trovi lì e si impara veramente a vivere la vita. E come vi comportate quando i ragazzini si presentano col cellulare, lo possono utilizzare, lo tengono da parte, non ci pensano più? Ma tante volte ci sono tante cose da fare, che il cellulare tante volte si utilizza quando non abbiamo nulla da fare, e purtroppo quando si sta a casa o si sta in qualche altro posto dove non si dovrebbe stare, tante volte viene automatico. In oratorio devo dire che non è tanto automatico, non è... Bene, d'accordo, salutiamo allora i ragazzi dell'oratorio di Biancavilla, di Don Pino Puglisi. Grazie ragazzi per questa vostra testimonianza, siete gioiosi, si vede subito che come dire, vivete una vita a pieno, non solo impegnate nello studio ma anche nel dare qualcosa agli altri, e questo credo che sia il massimo, è proprio testimoniare quello che diceva Don Pino Puglisi, fare qualcosa e tutti si può fare moltissimo se ognuno mette un suo piccolo impegno. Grazie, siamo quasi in chiusura, quindi dobbiamo salutare anche gli altri ospiti. Torno da Maurizio Artale, cosa possiamo augurarci? Possiamo augurarci di moltiplicare gli oratori in tutte le parrocchie, perché chi ha avuto l'infelice, infausta idea di bloccare tutte le attività che facevano non soltanto gli oratori ma anche gli enti di formazione cattolici e religiosi, ecco, hanno buttato il bambino con l'acqua sporca, perché non si è capito, ecco, ma già l'aveva detto anche appunto Giuseppe, cioè, l'oratorio forma in qualche modo l'uomo nella sua interezza, ecco, lo fa vivere nel mondo, come faceva Puglisi, che si faceva carico delle problematiche della sua persona, però poi questo non gli vietava di farli elevare nella riflessione. Quando lui li portava in giro per le montagne, gli presentava Dio attraverso la natura. Grazie Maurizio Artale, perché proprio stiamo chiudendo e quindi torno da padre Calderone. Padre, lei mi diceva che nel quartiere dove ha vissuto Don Pino Puglisi, quindi le panche della sua chiesa sono quelle in cui si inginocchiava Don Pino Puglisi. Il suo quartiere, il rapporto che lei ha con questi giovani, con le famiglie, ecco, è un rapporto difficile. La chiesa viene vista come luogo di aggregazione, un luogo vicino alla gente, o c'è ancora un po' di diffidenza? Ma no, assoluta, non c'è per nulla diffidenza. Io cerco, dico sempre in maniera simpatica ma soprattutto concreta e spero vera, di evitare di causare ulteriore stress. Si è bloccata la connessione, padre. Di simpatia. Anche perché, voglio fare con questo anche un saluto a tutti, dico, potete venire qui nel quartiere di Brancaccio a cercare i luoghi della storia dove ha vissuto padre Puglisi, ma il suo spirito ora è, così come il risorto, è presente in tutto il mondo, e tutti quelli che con cuore sincero e con buona volontà vogliono accogliere questo testimone di speranza che può aiutare e fare davvero tanto per questa generazione, non solo per i giovani, ma per le famiglie, proprio per tutti. Grazie. Sì, ci sono tanti giovani che appunto magari hanno, come dire, stanno attraversando dei momenti complicati, difficili. Ecco, il consiglio che possiamo dare è anche quello di avvicinarsi ai dei ragazzi che fanno delle esperienze diverse rispetto a quelle che comunemente fanno gli altri. Cioè parlo non del pub o della discoteca, ma magari avvicinarsi a dei coetanei che non hanno nulla di diverso rispetto agli altri, ma che stanno facendo delle esperienze di vita diverse. Parlo di Giuseppe Sant'Elena,
impegnato in oratorio. Parlo di Giovanni Salamone, ecco, torniamo a questo punto a Catania, al quartiere San Giorgio. Anche voi come gruppo, voi vi chiamate Milizia dell'Immacolata, però portate attraverso l'arte, diciamo, i valori di Don Pino Puglisi, ma anche di altre figure, perché portate in giro e interpretate diversi musical. Ecco, il vostro gruppo, il gruppo della Milizia dell'Immacolata nel quartiere di San Giorgio, è un segno di misericordia, di vicinanza, di prossimità, di solidarietà. Qual è il messaggio di questo gruppo? Il messaggio di questo gruppo è di esserci, testimoniare soprattutto che il bene c'è, va coltivato e che si può fiorire anche in terreni poco fertili. E come Pino Puglisi noi ci auguriamo tutti, l'augurio che facciamo a tutti è di essere dei grandissimi rompiscatole, di rompere queste scatole dell'indifferenza, dell'egoismo, dello stigma sociale che tante volte ci ingabbia e non ci fa progredire nella vita. Grazie Giovanni, e allora un saluto a tutti gli ospiti, grazie per essere stati qui con noi, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui e grazie alla regia che ha consentito questa trasmissione. Alla prossima. Arrivederci.